Buonasera, siamo alla fine quasi del ciclo dedicato al tagliamento, ideato da quella gentile signora che aveva controllato il Green Pass fuori, Dania Clery, che ovviamente resta in retrovia perché ha detto fai tu. Questa serata è l'ultima delle 3 conferenze e domenica ci sarà l'ultima uscita sul terreno nella zona dell'alto tagliamento. Ma adesso io vorrei lasciare la parola al nostro presidente Enrico Brisighelli che ci faccia da introduzione. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, benvenuti. Abbiamo 35 posti, ma credo che li vedo esauriti, mi fa molto piacere questo. Il ruolo del Presidente intanto è ringraziare, il primo punto, e il secondo punto farla breve. Allora, devo ringraziare chi ci ospita questa sera, cioè la Camera di Commercio, anche se sì, è un ringraziamento così puramente teorico, ma è giusto che ci sia. Devo ringraziare i nostri sponsor, la Regione e la Fondazione Friuli, che ci hanno aiutato in questo progetto, e i nostri partner, il Museo Friulano Storia Naturale, la Riserva del Lago di Cornino e l'Ecomuseo delle Acque del Demonese. Ma questi sono ringraziamenti che potrebbero andare bene per un'associazione, per un'entità, per un ente a scopo di lucro, nel senso che stiamo ringraziando chi ci ha aiutato materialmente. In realtà i ringraziamenti più veri vanno a un numero notevole di persone, di soci, di amici, di simpatizzanti che hanno seguito questa iniziativa, che si è sviluppata in più serate teoriche e in 7 uscite, anzi 6 finora, la 7ª sarà domenica, e per ognuna di queste uscite c'è stato un numero che va andato da 50 a 70 persone che hanno seguito. Questo vuol dire un numero veramente cospicuo di persone, perché non ci saremmo mai aspettati una risposta così interessata, così diciamo condivisa, così accettata piacevolmente da tutti quelli che hanno partecipato. Ovviamente queste cose sono state possibili non certo per merito, sì, sono state possibili per l'impegno della Denia, che ha inventato il progetto, e per l'impegno di tutto il comitato scientifico della SAF, che ringrazio veramente così attraverso il suo presidente, attraverso Marco Cabai, ringrazio veramente di cuore, perché questa è stata un'iniziativa che ha portato, malgrado gestita in un periodo molto difficile come quello del Covid, perché per una situazione come la nostra che si ripromette di portare la gente in montagna, il periodo del Covid è stato micidiale, no? Perché chiaramente qui siamo un po' dovuti reinventare sia a livello culturale, dove abbiamo partecipato a un grosso numero di bandi regionali, anche per dire la verità vincendoli tutti e quindi avendo un certo successo, ci siamo un po' rimessi in gioco. Non è stato facilissimo, però abbiamo ottenuto dei risultati, nel senso che dall'anno scorso a quest'anno non abbiamo perso nessun socio, anzi a livello di piccoli numeri ne abbiamo addirittura guadagnati. Quindi in un anno di crisi Covid tipo questa, secondo me è un risultato perlomeno diciamo da tenere in giusta considerazione. Ecco, non abbiamo fatto i numeroni, non siamo aumentati, ma già resistere non è male. E poi ultimo ringraziamento, e poi la chiudo, è per i relatori di stasera, i professori Giuseppe Muscio e Alessandro Fontana, che ci parleranno appunto delle modifiche, dei cambiamenti di questo fiume, figlio e padre della nostra grande pianura friulana. E poi abbiamo l'amico Renzo Paganello, che anche lui, spero non la faccia tanto lunga, ma a cui tutti vogliamo bene e che sentiremo cosa ci racconta.
Grazie quindi di nuovo a voi che siete intervenuti e mi raccomando per le prossime iniziative vi aspettiamo anche in presenza e anche sul campo. Auguri a tutti e passo la parola di nuovo a Renzo o a chi deve seguire. Grazie. Grazie Enrico. Allora attacco subito. Un doveroso pensiero per la nostra Cristina Noaco che a Tolosa ha dovuto rientrare a insegnare in presenza, che è, diciamo, la nostra musa ispiratrice in questo libro che ha fatto sul tagliamento, insolitamente dalla foce fino alla sorgente. Da lì è nata l'idea degli Cleri, che è qui. Ci siamo messi vicini come comitato scientifico, quasi tutti operatori naturalisti culturali del CAI. Ha voluto coinvolgere le sezioni di Bierasca, per cui è diventato un problema di intersezionarsi, ma comunque ce l'abbiamo fatta. Io non ero molto convinto, Dene forse in qualche momento anche lei ha dubitato, comunque ci arriviamo. Bene, abbiamo avuto durante le conferenze, durante le uscite, abbiamo visto questo tagliamento sotto diversissimi punti di vista. Con Angelo Floramo, la conferenza online è stato il tagliamento dei pellegrini, dei pirati, degli imperatori che passavano, queste cose così auliche. Poi abbiamo avuto, quando siamo andati a San Vito al tagliamento o anche dalla parte opposta a Codroico, questa pieve di rose che veniva spostata ogni volta che c'era una piena, spostare le chiese come fosse niente. Vabbè, non erano certamente le chiese che pensiamo adesso. Abbiamo avuto poi con Fulvio Finocchiaro nella zona del lago di Cornino e Cimano, lo spartiacque eroso, la cattura fluviale del lago dell'Arzino, queste cose insolite. Poi lago di Osoppo, ex palio lago di Osoppo, e anche quando c'era il lago vero con Corrado Venturini. Poi abbiamo avuto con Fulvio Genero i grifoni che trovano la rotta per andare in Germania, ma si fermano adesso, dopo tanti anni, si fermano anche da noi. Con il nostro past presidente Toni Nonino e Maurizio Tondolo, le acque che si catturano nella zona di Artenia e di Buia e le acque che devono essere drenate più giù nella bassa friulana. Quindi lì devi prendere l'acqua per irrorare dall'altra parte togliere l'acqua per buttarla in mare. Sempre lungo il tagliamento. Poi, quando eravamo nella zona, l'ultimo sito che abbiamo fatto, nella zona di Villa Santina, in Villino, mi viene sempre sul Leggio, Paolo Toldo che ci ha annichilito, almeno me, spiegando lo sfruttamento, lui dice l'utilizzo delle acque. Praticamente il tagliamento, il discorso di una parola che io ho rimosso, me la sono dovuto scrivere, incontaminato, che spesso si dice, è una parola che dovrebbe essere cancellata, penso, dalla faccia della terra, incontaminato. Tutte le acque vengono captate da una gronda sui 1000 metri e poi da un'altra gronda sui 500 metri, gallerie da Forni di sopra, 7 km e mezzo di sopra Forni di sotto, e va a buttare tutte le acque che a monto dai ruscelli e dai torrentelli, va a buttare nel lago di Sauris. Da Sauris va giù al Pian de Sac, alla grande centrale, da lì viene captato di nuovo, passa sotto un pezzo, va a finire a raccogliere anche l'acqua di Caprizzi, della diga, diciamo, della traversa di Caprizzi, e via via a portare nel lago di Verzegnis. E da lì praticamente succederà che tra pochi anni vedrete che l'acqua, che praticamente è acqua potabile, se non c'è qualche bagnante che va nel lago di Verzegnis o nel lago di Sauris, è acqua potabile che salta fuori a Son Plago e da lì potrebbe essere utilizzata per gli usi alimentari, perché è acqua fredda, molto ossigenata, che salta fuori lì. Comunque,
c'è una faccenda che mi sconfinfera un po'. Io ho fatto fino all'altro giorno ambulanza e con l'ambulanza, Croce Rossa volontario, capitava spesso di andare a Tisana, portare uno che comincia a guarire dalla terapia intensiva, portarlo in area di emergenza alla Tisana. Per 3 anni come lavoro dell'autostrada vi giuro che era un calvario, e se potevo andavo giù per la ferrata. Andare giù per la ferrata. L'ultimo paese nel Friuli che è sul tagliamento, famoso in tutto il mondo per aver dato Mussons, per aver dato ai Natali a Giuseppe Muscio. Ecco, da lì per arrivare a Portogruaro, cioè, non è proprio 2 passi, anche in macchina, anche correndo. Pensare che Alessandro Fontana mi viene a dire che lì a Concordia Sagittaria passava il tagliamento. In fase teorica si capisce che il tagliamento ha fatto la pianura friulana, ma quando uno lo fa, uno passa tanto spesso, diciamo, ma siamo sicuri? Poi Giuseppe Muscio, fino a ieri d'altro era il direttore del Museo di Storia Naturale di Udine, e lui a Preone mi ci ha portato a vedere i pesci fossili, conoscere quella zona, per cui a questo punto vediamo di sfruttare le sue conoscenze e capire questo tagliamento. Sì, ma si muove. Ok, quindi io direi adesso passiamo dal punto di vista pratico a sentire cosa ci raccontano. Giuseppe, attacca tu. Grazie. Grazie a te. Allora, mettiamola così, io mi ero preparato psicologicamente a raccontarvi la mia vita perché sono nato in riva al tagliamento, come ha detto Renzo, e fra i miei ricordi di gioventù c'è una notte passata in mezzo al tagliamento durante una piena in un camion. Avevo 5 anni, un giorno davanti a una birra vi racconterò tutte le storie legate a questa vicenda, oppure al fatto che abbia visto le zie che uscivano dal primo piano della casa durante l'inondazione del 66 salire su un canotto dei vigili del fuoco. Bene, quello che vedete è un ambiente che è quello del medio tagliamento, che è chiaramente un ambiente dinamico. Queste sono delle riprese fatte da Ivo Pecile per il Museo di Storia Naturale, anche perché, per darvi un'idea, il Museo di Storia Naturale costruisce adesso il suo percorso espositivo usando il tagliamento come metafora, quindi sarà un percorso espositivo che seguirà questo fiume. E in questi ultimi anni, oltretutto, il fiume è salito all'onore delle cronache, servizi televisivi ripetuti, eccetera, eccetera, che si basano su un concetto fondamentale che adesso cerchiamo di capire e smitizzare. Il tagliamento è il fiume che meglio conserva le sue condizioni di naturalità in Europa occidentale o nell'area alpina, eccetera, eccetera. Questo è tristemente vero, ma tristemente vero perché immaginatevi che condizioni sono gli altri fiumi, no? Cioè, c'è una situazione che è veramente impressionante per tutto quello che è l'Europa occidentale, non che nell'Europa orientale le cose vadano molto meglio. Allora cominciamo da questa immagine che è una visione da satellite, questa è una visione penso di una 50ina d'anni fa, quando ancora non si usava Google Earth e queste immagini erano una fonte preziosissima di informazioni. E chi come me è abituato a lavorare sulla geologia, sul territorio, eccetera, nota subito alcune cose. Vabbè, si vede perfettamente l'alveo del tagliamento, vediamo un po' se riusciamo a seguire. Si vede per esempio questa linea ben marcata, che tutti voi sapete essere la linea delle risorgive. Ed è evidente, ma si vede il comportamento dei fiumi. Guardate, queste aree un po' più chiare sono i sedimenti che arrivano dentro la laguna, questi baffi che ci sono i sedimenti che in questo caso l'Isonzo trasporta e vanno lungo la costa, in questo caso vanno ad alimentare, lo vedete, la spiaggia di Grado. No? Ma se andiamo a vedere le cose a una scala un po' maggiore,
e incominciamo a prendere tutte le Alpi orientali e guardiamo questa foto, quanti fiumi riusciamo a riconoscere con facilità? A essere buoni, Cellina Meduna, Tagliamento, un pezzettino del Piave. Eppure qua ci sono dei fiumi che sono 50 volte più grandi del Tagliamento, più lunghi. Perché non li vediamo? Perché sono stati tutti modificati dall'uomo, no? Quindi tutti incanalati, inalveati dentro i loro argini, e dentro questi argini scorre un sacco di acqua il più delle volte quando sono fortunati, per cui il blu assieme a questo verde non si vede, non si distingue. Ma chiunque abbia fatto il delta del Po, abbia fatto la Romea, si accorge che il Po è largo, ma è largo un po' meno del Tagliamento a, non so, a Spilimbergo per esempio, quindi caratteristiche ben diverse. La ragione qual è? Perché solo da noi queste cose? Perché solo da noi ci sono le risorgive conservate? No. È triste dirlo, ma la ragione è la povertà del territorio. È una zona, il Friuli, che fino all'arrivo dell'Italia, diciamo la verità, ma anche un po' dopo, non ha interessato niente a nessuno. Venezia lo usava per 4 tocchi di legno, no? Ma l'interesse a sfruttare il territorio non c'era, quindi non c'era neanche l'interesse a regimare i fiumi, intervenire, modificare il territorio, eccetera. Questo è stato un bene a cui vanno aggiunti altri aspetti un po' particolari. Noi facciamo finta di niente, ma qui lo dico, qui lo nego, le servitù militari hanno svolto in alcuni casi la stessa identica funzione, di preservare aree naturali che se no non avremmo più a nostra disposizione. Piangiamo anche il fatto che alcune delle aree naturali del nostro territorio siano scomparse. Ogni tanto chi è appassionato si legge non so, tutte le vicende della bonifica della pianura friulana e dice: pensate, se non avessero bonificato la pianura quali aree stupende avremmo, ma anche quanti morti di malaria avremmo, perché la malaria era endemica, causava una quantità di morti incredibili e dopo non ci sono state. L'altro aspetto che è relativamente di fortuna è che da noi non si è mai sviluppato un grande latifondo e quindi le zone non sono mai state interessate alle grandi modificazioni. Andiamo adesso a vedere un'altra cosa. Questa foto ci dice molto anche sulla geologia del nostro territorio. Io ve la riassumo qua, adesso non badate a tutte queste linee, cosa significano, lo vediamo dopo, ma la cosa che vi invito ad osservare è che nella zona nord le linee più o meno sono orientate est-ovest, magari un po' inclinate, ma hanno questo orientamento. Man mano che scendiamo verso sud, arriviamo nelle zone delle prealpi Carniche e delle prealpi Giulie, le linee sono nord-est, sud-ovest, nord-ovest, sud-est. Ogni volta che vedete linee che hanno queste direzioni dovete provare a immaginare perché si sono formate, no? Perché l'andamento di queste faglie, di queste fratture è così. Allora proviamo a guardare un diametro della situazione del territorio. Riconosciamo perfettamente le linee principali. Questa per esempio è la linea della Gail. Quando andate in Austria, prima di arrivare a Villacco, osservate a sinistra, vedete questa serie di argini molto sviluppati dentro questo fiume che è stato rettificato completamente, è una linea dritta praticamente. Ma si è impostato su questa linea che è, per semplificarla notevolmente, esattamente la linea lungo cui avviene il famoso scontro fra la placca africana e la placca europea. Non è vero che sia la placca africana, perché fra l'Africa e la placca europea ci sono tutta una serie di piccole placche, fra cui Adria, che è sostanzialmente la più importante delle placche italiane. Ma proprio lo scontro che avviene durante tutto il Cenozoico, in realtà anche prima, diciamo dai 80 milioni di anni fa, 70 milioni di anni fa, e che perdura fino adesso, non è uno scontro molto semplice, perché non ci sono due placche che si incontrano fra di loro,
ma ci sono due grandi placche che spingono, che convergono e che hanno tutta una serie di piccole placche all'interno che si muovono in maniera un po' scomposta e che assumono una struttura diversa. Lo scomporsi di questi movimenti fa sì che in alcuni momenti si abbia una spinta che è verso nord, quindi se io spingo verso nord si formano le fratture est-ovest, per darvi un'idea. Se invece spingo un po' più verso ovest o più verso est si formano le altre spinte. Queste sono le famose fasi che si chiamano alpine dinamica, ma non ci interessa tanto in questo momento. Però queste disegnano la nostra superficie. Com'è che un fiume assume il suo corso, segue un suo andamento e ha una forma in qualche maniera sul territorio? Allora, il primo elemento che è fondamentale è che questo territorio deve essere emerso, quindi ci deve essere stata un'orogenesi, e con l'orogenesi, in questo caso ne parliamo dell'orogenesi alpina, tutta l'area emerge, man mano che emerge incomincia già a disfarsi, questo è il principio, no? Caratteristica di cui dobbiamo anche tener conto è che la nostra area è emersa, non dico un po' prima, ma un'emersione un po' più antica, per così dire, per cui è molto più consumata di altre aree. Non per niente le nostre montagne non arrivano a 3000 metri, in altre zone si arriva a 4008 erotti. È anche vero che il substrato è diverso e le rocce sono più erodibili, ma insomma ha una storia lunga. Man mano che le montagne crescono, vengono sottoposte a agenti atmosferici, l'acqua è il protagonista di queste vicende, deve scorrere e raccogliersi da qualche parte. Allora, se io sono su una tabula rasa, su un piano perfetto, l'acqua va dove vuole, no? Se però su questo tavolo, per quanto perfetto, trovo una piccola frattura, incomincerà a convogliarsi più facilmente lungo questa frattura, più l'acqua scorre lì dentro, più la frattura si allarga, man mano, approfondendosi, diventerà un punto di richiamo delle acque. Allora, la carta che vi ho fatto vedere prima, che è quella delle grandi faglie, delle grandi linee tettoniche, quindi delle grandi fratture, ci aiuta a capire perché i fiumi hanno il loro andamento in quella maniera. Nell'area alpina nostra i fiumi tendenzialmente vanno est-ovest o nord-sud. Questo vale per il tagliamento, fa questo andamento, poi si piega. Il Fella si piega 20 volte ma fa questo andamento. Butte, Chiarsò, eccetera, sono più o meno nord-sud. È ovvio che poi localmente avvengono un sacco di fatti che modificano un po' questi andamenti, però l'andamento generale è questo. Se noi scendiamo più a sud vedremo che, visto che le strutture, abbiamo detto, si piegano, gli andamenti sono diversi. Il Natisone non va a nord-sud, va a nord-sud, poi est-ovest, poi sale, poi si piega, eccetera. Poi, fissato che l'acqua andrà a seguire queste mie linee, queste mie fratture, queste che sono le discontinuità in cui riesce a operare meglio, c'è un altro aspetto che guida la formazione di un fiume, che la mia acqua da un punto alto deve andare a finire da qualche parte, ha un suo livello di base. Il livello di base è dato o da un lago o dal mare. Questi sono i due elementi di livello di base. Quindi il fiume avrà un suo corso che tende in qualche maniera, con una curva che è più o meno questa che vedete in rosso in alto, a raggiungere il mare. Quando lo fa, raggiunge una situazione di equilibrio in cui avvengono tre fenomeni classici che sono distribuiti nello spazio. Nella zona montana prevale l'attività di erosione, cioè l'acqua soprattutto porta via materiale. Nella zona intermedia un po' ne porta via, un po' lo deposita. Nella zona finale, quella più vicina alle foci, ci sarà praticamente solo trasporto e deposizione di materiale. Questo lo capite perfettamente, il tagliamento che ha i massi nella zona montana, le ghiaie da più grandi a più fine lungo tutto il suo corso intermedio, poi arrivate subito a sud di Latisana e trovate solo sabbie e limi fino ad avere i limi che arrivano nella spiaggia di Lignano. Però non sempre l'andamento di questi fiumi è un andamento regolare. Ci sono momenti in cui notiamo delle cose un po' strane.
per esempio il mio tagliamento fa questa curva stranissima che è nella località citata prima da Renzo, che è la zona di Caprizi. Poi proseguendo ne fa una ancora più strana, perché non scende, tra virgolette, più attraverso la valle di Cavazzo, ma scende attraverso la zona di Venzone, dove raccoglie le acque del Fella. Probabilmente quando avete fatto il giro con Corrado vi ha raccontato un po' cosa è successo in questa zona. Ma queste modifiche avvengono guidate da alcuni fattori che sono importanti. Il primo è la capacità di modificarsi del paesaggio. Qui siamo al di fuori del tagliamento. Ho già detto a Umberto dov'è, voi sapete, riconoscere perfettamente questa zona. Bravo. Questa è casa di Renzo, visto che stiamo discutendo dove abitiamo tutti noi, no? Questo è Mataiur, questo è Mia. Allora, il Natisone è un esempio meraviglioso di come un fiume cambia i suoi andamenti. È chiaro che se io vi dico che un fiume fa questo giro qua, voi mi dite che è completamente assurdo, cioè non ha nessuna logica geografica per fare un giro di questo genere. Difatti sappiamo che il Natisone prima del Quaternario, nel Pliocene probabilmente, ma non abbiamo il dato certo, scendeva lungo questa valle che è la Valle di Pradolino, che è una valle meravigliosa dove ovviamente, valle perfetta, non c'è un corso d'acqua, non c'è niente, ci sono zecche, cinghiali, orsi, no? Lupi, un pezzo di confine che una volta passavi senza neanche accorgerti e così via. Dopodiché, per questione di cattura fluviale, cambia il suo giro, si innesta in qualche maniera poi nell'Isonzo, ma durante la glaciazione le condizioni cambiano e il Natisone cambia il suo giro, gira per Stupizza, Robic e ritorna giù. Quindi fa una cosa che si spiega solo se riusciamo a capire quali siano i meccanismi che causano queste modifiche. I meccanismi che causano le modifiche sono due, in sostanza, due fondamentali. Il primo è, e risponde anche alla domanda, quando si sono formati i nostri reticoli fluviali, quando si è formato il tagliamento, così come lo vediamo adesso. A semplificare il tutto, questo avviene all'incirca, no? È ovvio, dopo l'orogenesi alpina, dopo che le montagne sono emerse, eccetera. Ma la fase condizionante è questa crisi di salinità del Mediterraneo che avviene alla fine del Miocene, diciamo 5-6 milioni di anni fa, che fa sì che si chiuda per ragioni tettoniche il passaggio, questo qua, quello di Gibilterra, si chiude lo stretto di Gibilterra. Cerco di spiegarvela in maniera molto semplice. Le acque di questo Mediterraneo diventano acque di un enorme lago che lentamente evaporano. Il risultato finale è che 5 milioni di anni fa questa era la condizione paleogeografica del nostro territorio. Tutto emerso, salvo queste piccole pozze. Andiamo a raccontarvi che è ovvio che a queste pozze sono collegati depositi di gessi e di zolfo che ci sono in Sicilia, eccetera, eccetera. È ovvio che deve essere stato impressionante il momento in cui l'Atlantico riesce a forzare questo diaframma e a riempire di nuovo tutto il Mediterraneo. Questo avviene in tempi che sono tempi brevi. Non è 10 minuti, non è un giorno, ma sono probabilmente alcuni anni, alcune decine di anni, no? Ma il riempimento avviene in tempi brevi. Faccio una breve parentesi. Spesso a questa fase era stato in passato collegato il famoso diluvio universale. In realtà il meccanismo è lo stesso, ma avviene molto più tardi e interesserà subito dopo la glaciazione Vormiana il Mar Nero. Ci sono le prove fisiche proprio che questo mare si era chiuso e poi si è riaperto, e quindi anche questo in tempi brevissimi è andato a riempirsi di nuovo. Allora, cosa succede? Che
io ho modificato 7 milioni di anni fa, ho formato un livello di base che era nettamente, ma nettamente più basso di quello attuale, no? Perché era a 2000 metri di profondità rispetto ad adesso. Quindi ho costretto i miei fiumi ad agire in una certa maniera, cioè a scavarsi corsi e letti molto più lunghi, molto più profondi, eccetera. L'altro elemento dominante che ha modificato fortemente l'andamento dei nostri fiumi è la glaciazione, le varie glaciazioni quaternarie. Noi consideriamo sempre l'ultima perché è quella di cui abbiamo documentazione, tracce, informazioni, eccetera, ma ce ne sono state tante durante il quaternario. Quando andate a Monaco in autostrada passate tutti i fiumi che hanno dato i nomi alle glaciazioni, Wurm, Mindel, Gunz e poi Danubio ovviamente, no? E diciamo che 20-25 mila anni fa, durante quello che tecnicamente viene chiamato LGM, l'ultimo massimo glaciale, questa era la condizione delle nostre Alpi. Cosa vuol dire? Che tutte erano coperte da un enorme ghiacciaio. Guardate la valle del Gai dove c'erano 2 chilometri di spessore di ghiaccio. Non solo, ma questi ghiacciai trasfluivano verso l'Italia, verso Friuli, portavano i loro ghiacci anche nel nostro territorio perché erano molto più spessi e molto più grandi. Parentesi, questo vi spiega perché ogni tanto trovate nelle vostre passeggiate delle rocce che non affiorano in Friuli, ma affiorano per esempio nelle montagne del Caile, no? Rocce intrusive che da noi non ci sono, lì ci sono e possono essere portate da questi ghiacciai. Allora, è ovvio che i ghiacciai modellano i fondivalle, prima di tutto. Li modellano, li ampliano e non essendo una massa ferma, li macinano man mano che si muovono, no? Ma hanno anche la fortuna che si rimacinano, ma bene o male, essendo delle masse abbastanza compatti, ciò che viene macinato in qualche maniera rimane su. 1, 2, 3, 4. Non mi è riuscito stavolta? Ecco, quasi. Rimane su. Però il ghiaccio amplia la valle. Più è potente il ghiacciaio, più la valle è ampia. Ecco perché la valle del Gail è enorme, è molto soleggiata, molto ampia, molto bella, eccetera. Le nostre vallate alpine, pur modellate da ghiaccio, hanno in alcuni casi il sole 3 giorni, cioè 3 ore al giorno durante l'inverno perché sono chiuse, nonostante siano teoricamente valli glaciali. Allora, qual è l'altro effetto? Che tanto ghiaccio sta sulle nostre montagne e tanta meno acqua affluisce ai mari. Quindi durante l'LGM probabilmente i livelli marini erano più bassi di circa 120-130 metri, indicativamente, diciamo fra i 100 e i 150 metri. Il che comporta una variazione quasi ridicola nella zona del Tirreno che è fatto da coste molto alte, ma estremamente significativa nell'Adriatico in cui le coste sono basse. Quando andiamo a fare il bagno a Lignano, prima di riuscire a nuotare bene dobbiamo fare chilometri, no? E quindi quella volta vedete che più o meno da Pescara si andava a piedi a Dubrovnik, no? Questo fa sì che i nostri fiumi avessero degli andamenti diversi e di nuovo il profilo d'equilibrio di questi fiumi viene a cambiare e a trovarsi a dover incidere di più per raggiungere zone più lontane e anche più basse dal punto di vista grafico. Questo poi ha tutta una serie di implicazioni. Sappiamo dalle ricerche che sta facendo Alessandro proprio che non è detto che i nostri fiumi andassero esattamente così, ma questo non ci importa dal punto di vista pratico. Il problema è che comunque la linea di costa era molto più lontana. Allora torniamo a vedere questa situazione. Questo è Caprizzi, Priuso, Ampezzo e qua si va verso il Forne di sotto. Perché il tagliamento va così? Fa una cosa strana indubbiamente. Ci sono diverse
diverse ipotesi che si possono applicare, che vengono narrate. C'è chi dice che qua ci sia stato semplicemente una cattura fluviale. Cosa vuol dire una cattura fluviale? L'erosione a opera di più fiumi, no? Se sono, fate conto, uno di fronte all'altro, anzi uno retro all'altro, possono in qualche maniera distruggere il tramezzo che li divide, in qualche maniera convogliarsi nello stesso corso. Ma questo è un caso un po' particolare. Se vediamo la situazione in prospettiva, ecco, il tagliamento fa questo corso, mentre in passato faceva questo corso. Cos'è che me lo prova? Diverse tracce che ho nel territorio, ma soprattutto il fatto che in questa zona, così come in vari punti, ci siano estesi affioramenti di conglomerati fluviali che sono, diciamo, quaternari in sostanza, postuli oceanici, non sappiamo bene se siano legati a quale fase vulcaniana. Questo è uno degli esempi più eclatanti, è quello che è rimasto a formare la rupa di Chasclans. Altre testimonianze che io ho fondamentali per spiegare questa strana variazione sono quelle legate al fatto che nella zona di Forni io riesco a trovare, vedete questi depositi? Sono depositi lacustri, sono limi, varve, livelli lacustri, che sono legati al fatto che alla fine dell'ultima glaciazione, diciamo per semplificare 10.000 anni fa, in realtà la situazione è un po' più complessa, magari potevano essere anche di meno, 8.000, 9.000 anni fa, qui c'era un grande lago che si era formato per quale ragione? Perché all'altezza del ponte di Sacrovite c'è stata un'enorme frana che è ancora testimoniata dai depositi che sono incisi, eccetera. Questa, la vedete qua, questa è la frana che è avvenuta. Questa frana ha chiuso alla fine della glaciazione un pezzo di tagliamento, ha formato un enorme lago, dopodiché quando il lago si è svuotato il tagliamento ha iniziato a correre da un'altra parte perché c'era questo ostacolo lasciato dalla frana. Ma il fatto delle grandi frane è tipico proprio della fine della glaciazione, perché alla fine della glaciazione tutti i depositi che vi ho detto erano stati triturati dai ghiacciai, con la mancanza dei ghiacciai tendono a franare con maggior facilità, quindi si formano una serie di grandi frane che ostruiscono il corso dei nostri fiumi in più punti. Questo è un esempio classico di variazione del corso alla fine del Vulmiano, quindi alla fine dell'ultima glaciazione. Ma chiuderei questa fase di chiacchierato, dopo se avete domande magari la chiudiamo in fondo, con un altro esempio. Qua siamo sempre a Caprizzi, questo è il Monte Auda, no? E chiunque abbia la sventura di dover fare la strada del Monte Rauto, perché è effettivamente una sventura gradevole, ma tanto una strada veramente scomoda, a un certo punto sulla sinistra si accorge che c'è questa montagna con questa ferita ben evidente. Questa è la grande frana di Borta, che è una frana storica, documentata, narrata da più studiosi, esaminata da diverse persone, e che per prima cosa ci fa dubitare delle scelte che facciamo. Mi dovete dire perché abbiamo la capacità di costruire le dighe nelle zone dove ci sono le frane. Abbiamo fatto col Vaillant, ce n'erano già state in passato, sapevamo che era franosa, è stato fatto anche qui, zona franosa, c'è una bella frana, ci costruisco una diga, no? Queste sono scelte di vita. La differenza è che in questo caso, obiettivamente, la frana ha già agito pesantemente in passato, ha già fatto i suoi bravi danni, a Caprizzi non ci abita più nessuno praticamente, e insomma non è che la zona sia estremamente abitata, densamente popolata. Ma questa diga è un esempio di quello che vi diceva Renzo prima, cioè l'utilizzo del tagliamento come sorgente d'acqua è un utilizzo intenso. Quando voi guardate il fiume in queste zone, raramente vedete l'acqua che scorre.
in realtà sappiamo che ce n'è che scorre, fra virgolette, in subalveo, cioè nelle profondità, no? Però in superficie spesso il tagliamento è completamente asciutto, e lo è perché tutta l'acqua viene captata. Ma calcolate anche che l'alveo, avete idea di quanto è profondo? Cioè in questa zona, quindi siamo abbastanza in montagna, ci sono circa 50 metri di ghiaie. Quindi vuol dire ghiaie alternate a limi, alternate a sabbia, alternate a ghiaie, a limi e sabbia, eccetera, all'interno del quale l'acqua può scorrere in più fasi. Ma veniamo a questo aspetto interessante, perché lo trovo che insegni molto della storia dell'umanità, no? Insomma, nell'agosto del 1692, il 15 d'agosto, il mese di agosto del 692 è un mese estremamente piovoso. A un certo punto, nella notte di Ferragosto, c'è questa enorme frana dal Monte Auda che porta alla completa scomparsa del paesino di Porta. Il paesino di Porta, o Buarte, aveva 13 case, no? E quando la frana avviene c'erano, qualcuno dice 72, qualcuno 58, qualcuno 53, pare che 53 sia il numero più corretto, 53 persone che ovviamente muoiono sotto questa frana. La cosa che è più divertente, perché la possiamo raccontare adesso dopo un bel po' di anni, è che se leggete le cronache del tempo, e devo dire che soprattutto quelle dei preti sono le più divertenti, vedete che c'è una riga in cui si dice muoiono 58 persone, 3 righe dedicate ai rotoli di stoffa persi dal signor Calice a Pontebba e 3 righe dedicate alle 30 botti, 20 botti, quanti sono? Non mi ricordo. Ecco qua. 12. Quante? Alle 12 botti sempre del signor Calice. Cioè, insomma, l'importanza di 53 contadini che vivevano a Porta è un po' inferiore a quelle di 12 botti di vino del signor Calice, anche questo, no? Sì. La cosa interessante è che la documentazione che c'è su questa frana è una documentazione piuttosto interessante e che si ricostruisce solo in maniera filologica, perché tutti parlano di questa relazione fatta dal perito Cillenio, perché c'era questo incubo, cioè si è formata, è caduta un'enorme frana e si è formato un lago che è lungo a quanto pare circa 4-5 km e l'acqua era alta fino a 90 metri. Quindi il terrore degli abitanti della zona, perché la Carnia era abitata quella volta, era che in qualche maniera questa barriera data dalla frana crollasse rapidamente e quindi portasse a nuovi danni, eccetera. Quindi il Doge manda questo perito Cellenio a fare un'indagine. Questo racconta tutto quello che è avvenuto, fa una relazione che viene consegnata e conservata assieme a dei disegni fatti in realtà qualche settimana dopo, ed era conservata nell'archivio del comune di Tolmezzo. Di questa relazione non c'è più nessuna traccia, però Marinelli nel 1890 a Ciapidu scrive un bellissimo racconto su questa frana e recupera una copia fatta a mano a memoria di questi disegni, perché ce li aveva l'ingegner Gortani, che non era Michele Gortani, era il precedente, e li propone come disegno, per cui adesso voi li troverete proposti ovunque come fossero quelli originali, ma in realtà erano disegni copiati. L'unico documento quasi originale, perché è una copia della metà del Settecento, è questo meraviglioso disegno che è conservato nella Civica Biblioteca di Udine, nel fondo Ioppi, che è un capolavoro di tecnica, perché se voi vedete sotto la scritta è la stessa, quindi è un disegno in cui sono state cucite questi pezzi di carta, li vedete, questo che vi sto disegnando, che se io chiudo completamente mi danno il disegno di sinistra, se io apro mi danno il disegno di destra. Questo mi racconta quello che è successo, l'estensione del lago e soprattutto l'enorme
dimensione della frana che era venuta, che è una frana di 30-50 milioni di metri cubi, cioè una frana veramente notevole. E il disegno si vede che l'ha fatto da un tecnico anche questo, perché le case qui dentro sono esattamente 13, non so se le aveva messe esattamente allo stesso posto, ma sono giuste e così via. L'aspetto finale è che si sa pochissimo di quello che è successo dopo, perché è chiaro che questo lago si è svuotato. Le carte geografiche dell'epoca non raccontano bene com'era la situazione, però per qualcuno lo svuotamento avviene lentamente per diciamo forzamento della soglia. La soglia, che è ancora debole perché si è sviluppata da poco tempo, viene proprio asportata lentamente dall'acqua, quindi c'è una tracimazione controllata fino a che non rimane solo quello che ancora oggi riusciamo a vedere della frana. Se andiamo lì si vede a tutti e due lati gli accumuli di grandi masse da una parte e dei depositi detritici più fini dall'altra. Secondo Anton Lazzaro Moro, che cita questa frana nel suo Dei crostacei e degli altri marini corpi che sui monti si trovano, no? Invece la tracimazione avviene in 2 giornate distinte, il 4 e il 20 ottobre dello stesso anno in cui avviene la frana, cioè del 1692, causando un'alluvione enorme che arriva fino alla pianura friulana. Non sono convinto che questo sia possibile, perché morfologicamente non siamo nelle condizioni della frana del Vajont, in cui l'acqua si era incanalata in una forra talmente stretta da ricevere una velocità, una capacità energetica veramente incredibile, quindi di potersi sparare fuori a enorme velocità. Però è chiaro che questi milioni di metri cubi d'acqua comunque devono aver lasciato il segno sul territorio. Ancora oggi comunque anche lì si trovano i livelli di limi e argille che ci raccontano come un fiume, per quanto piccolo come tagliamento, riesca a sopravvivere a tutti i fattori diciamo geologici più o meno naturali che l'hanno che ne raccontano la storia, che ne causano deviazioni, blocchi, eccetera eccetera. Quando voi guardate la mappa di Google della zona di Caprizi vi accorgete che a monte della diga l'alveo è estremamente ampio, proprio perché la zona è, come diciamo noi, sovralluvionata, cioè c'è molto più materiale di quanto dovrebbe essere. Appena si passa la diga, la frana è qui, l'alveo riprende le sue dimensioni normali. Quindi qualsiasi modificazione voi vedete in un alveo fluviale come quello del tagliamento, che lo diciamo prima, per quanto torturato dall'uomo è ancora abbastanza conservato, ha una sola ragione, che non riusciamo a definire o con le informazioni storiche o con le informazioni geologiche che il territorio ci racconta. Adesso superiamo Cavazzo, superiamo Osoppo, superiamo Cimano e arriviamo nella parte bassa del tagliamento. Grazie. Adesso abbiamo il professor Alessandro Fontana dell'Università di Padova, dove insegna geografia fisica, se non sbaglio, e geomorfologia. Sulla geomorfologia state tranquilli. È stato fortunato a nascere quando è nato, perché ha potuto utilizzare programmi di computer, perché la sua specialità, che mi ha colpito anni fa quando è venuto a un corso da noi, magnificare, ingrandire una pianta, una carta topografica, aumentando di 10, 20, 30 volte i minimi rilievi che quasi non ci accorgiamo che siano. Ma questo se lo fa il computer un conto, ma se dovesse farlo con i calcoli andrebbe una vita prima di fare un pezzo di pianura, giusto? All'inizio l'avevo fatto a mano. Pozzuolo e San Marvecchia l'abbiamo fatto a mano. E sta facendo la carta geologica di Palmanova, Sì, giusto? Foglia Palmanova. Allora, è un piacere essere qua, uno perché insomma, mi ha invitato Renzo, di cui ammiro sempre l'energia e la capacità organizzativa, l'altra perché
mi ha preceduto Giuseppe, che secondo me tutti noi dobbiamo qualcosa a Giuseppe, come ricercatore e per quello che ha fatto per farci vedere, come dire, divulgare, ma anche di livello molto alto. Quindi sicuramente tutto il Friuli deve qualcosa a Giuseppe e anche probabilmente il nord-est italiano in senso lato. Allora, uso questa bellissima fotografia di Roberto, che penso sia una delle più belle che c'è del tagliamento, che vi fa vedere appunto Pinzano e il tratto che arriva quasi fino a Spilimbergo. Lo conoscete tutti, insomma adesso non entro nel dettaglio. Una delle cose simpatiche del tagliamento è che lui cambia questa, diciamo così, morfologia da questa spettacolare situazione con molti canali, si va verso il basso, arriviamo nella zona, diciamo così, vicino a Belgrado, e in cui si raccoglie e passa a un regime, a una tipologia un po' diversa, non è ancora meandriforme, lo chiamiamo wandering, noi, cioè vuol dire che il fiume divaga a 1 o 2 canali, e poi arriviamo ancora più in giù alla Tisana, in cui è evidentemente meandriforme, c'è un unico canale, è così in maniera naturale, fino a poi arrivare alla foce. E la cosa particolare è che appunto se noi andiamo a vedere uno stralcio della pianura e appunto ingrandiamo quelle che sono le differenze di quota, la situazione più come dire, interessante, un attimo del cambio al puntatore, così si vede meglio. Ecco. La situazione interessante è che anche a un occhio, diciamo così, non particolarmente esperto, si nota molto bene che nella bassa pianura, che sta a sud di questa linea bianca, che è quella delle risorgive, si nota che l'andamento di quelle che sono delle sorte di cicatrici, e delle incisioni, quasi tutte, sono divergenti, cioè vanno in direzioni, diciamo così, divergenti fra di loro, però si possono tutte riunire più o meno qua, e anche, diciamo così, semplicemente unendo i puntini come la settimana enigmistica, viene fuori quello che è l'aspetto di un conoide, di cui tutti voi, da bravi, diciamo così, frequentatori della montagna, qui vi ho messo la foto dei rivoli bianchi, dei rivoli Tolmezzo. Questo qui non è altro che, diciamo così, il cugino molto più grande, è grande 1200 km², e quindi lo chiamiamo megafan. Fan vuol dire conoide in inglese, e quindi per noi è il megafan. E cosa che, diciamo così, il tagliamento ha formato in una maniera molto didattica, nel senso che è uno dei più belli che c'è in tutta la zona europea, praticamente. Quindi estremamente anche in questo aspetto molto da riferimento. Una delle cose interessanti è che appunto, richiamando l'ultima glaciazione, l'ultimo massimo glaciale, quindi il massimo è stato attorno a 23.000 anni fa, però è durato 10.000 anni circa, quando il ghiacciaio quindi era poco distante da qui. Il tagliamento era uno dei principali corsi alimentati dalle acque di fusione e ha formato questo grande corpo, appunto il megafan. Conoscete tutti, in alta pianura c'è la ghiaia, in bassa pianura invece la ghiaia quasi non c'è sedimento fine, ed è per questo che esiste anche l'alta e la bassa, la linea delle risorgive al contatto, no? La cosa interessante è che durante la glaciazione sono arrivato talmente tanto materiale smantellato dal ghiacciaio del tagliamento che tutta la pianura è cresciuta almeno di 15 metri di livello, ma in molti casi, soprattutto le zone, queste qui diciamo così mediane, fino anche a 30 metri. Okay? Quindi per trovare i depositi di 30.000 anni fa dovete scavare 30 metri. Anche qui in zona, diciamo così, Udine almeno una quindicina di metri. E quindi ci dà l'idea della quantità mostruosa di materiale che ha completamente modificato quello che c'era prima come aspetto del paesaggio. Se vediamo la situazione, diciamo così, quando si è fuso poi completamente il ghiacciaio, quindi vediamo lo schemino qui, apice della glaciazione, il ghiacciaio comincia a ritirarsi e comincia a formarsi un'incisione nella parte dell'alta pianura, quindi praticamente in questo settore qua. Poi, a partire dal momento in cui proprio quasi non c'è il ghiaccio, quasi neanche più in montagna, c'è una situazione che è già in parte comparabile all'attuale, si incide ancora di più e forma quello che, se andate nella zona di Pinzano, è una scarpata alta fino a quasi 70 metri, no? E effettivamente, se noi andiamo a Pinzano, la situazione è, scusate, qui siamo a Spilimbergo, la situazione è proprio questa, cioè io vi faccio vedere un po' ingigantite, o meglio, evidenziate quelle che sono le due superfici diverse, cioè la superficie che ha, diciamo, un po' più di 19.000 anni, diciamo 21.000,
e la superficie invece in cui negli ultimi 19.000 anni si è mosso il fiume, quindi molto, come dire, più piccolo, e coincide quasi esattamente con la superficie in cui tuttora il fiume si sposta. Per darvi un'idea, questi che vedete qui sono i paleoalvei del 1913, mi sembra, cioè, erano ancora attivi, quindi 100 anni fa. Quindi queste case non è che siano una posizione più ideale, diciamo. Se andiamo sulla parte opposta, presumo che molti di voi abbiano visto questo posto, che grazie agli studi di Corrado Venturini, di Giovanni Monegato e di Pairo sappiamo insomma che è la famosa scarpata di Aonedis. Schioppa di 5 secondi, vedi? si vede con un uomo di esperienza. Qui che cosa abbiamo? Che vedete tutti questi strati, che forse non so se nelle camminate avete visto. Sì, in una delle uscite. Qualcosa di simile, dai. Sì. Abbiamo che qui noi sappiamo che quello che vedete in violetto è l'ultimo massimo glaciale, quindi andate da 28.000 anni fino alla superficie che qui ha quasi 22.000, un po' di più. Però subito sotto vedete che andiamo in una storia molto più vecchia, probabilmente qua siamo già attorno ai 200-300.000 anni, quindi in uno spaccato, come dire, di poche decine di metri andiamo molto indietro nel tempo. E questa che è la scarpata che si vede bene qui, presumo che insomma se seguite qui si vede la scarpata, no? Fino a un certo punto, poi non si vede più, scompare. Però vediamo che nella parte più distale, nella parte più di bassa pianura, si notano questi corsi, o meglio, queste incisioni che vi ho fatto vedere prima, divergenti, che sono appunto la manifestazione in molti casi di quello che è avvenuto nella parte più alta, ma molto poi trasformate da quello che è successo dopo. Il riquadro rosso vi fa vedere la parte bassa del tagliamento, diciamo da Valvasone in giù, in cui i colori diversi fanno vedere tracce di epoca diversa. Il violetto è quello che ancora è visibile in superficie, che ha più di 19.000 anni, tra i 22 e i 19.000 anni fa. Gli altri colori vi fanno vedere quello che è successo dopo. E vedete che il tagliamento insomma non si è fatto mancare nulla come cambiamenti e come vivacità. È anche per questo che è, come dire, è un po' da riferimento non solo per la dinamica attuale, ma anche per quello che è successo in questo lasso di tempo degli ultimi, chiamiamole 20.000 anni, perché è uno dei pochi fiumi in cui sappiamo più o meno, non dico tutto perché fortunatamente c'è ancora molto da fare, però sappiamo molto in dettaglio che cosa è successo. In particolare abbiamo che dalla situazione questa dell'ultimo massimo glaciale, in cui possiamo immaginare che tutta la superficie fosse attiva quasi contemporaneamente o a distanza di pochi secoli, il fiume si spostava come un tergicristallo da una parte all'altra. Poi abbiamo appunto che finisce la glaciazione, il fiume in diversi migliaia di anni occupa diversi bracci, diverse direzioni e quindi diciamo così tutto questo si interfaccia anche con quello che è stata la storia e la preistoria umana, perché solo alla fine, diciamo così, abbiamo il corso attuale che è questo qui in giallo, quindi quello che passa poi per la Tisana e forma il delta di Lignano Bibbione. Torno un attimo indietro, soprattutto questi corsi qui in verdino sono i corsi che erano molto incisi rispetto a quello che è il piano dell'ultimo massimo glaciale, non incisi di 70 metri o 50 metri come più a monte, ma vedrete che insomma non andiamo lontanissimi da queste dimensioni. Una cosa interessante è che se notate da dove cambiano le direzioni non sono solo due punti che chiamiamo nodi. Le avulsioni sono i cambiamenti in cui il fiume non si sposta gradualmente ma salta da una posizione all'altra. Quindi, come si può notare, ad esempio il rosso era l'epoca romana, nel giro probabilmente di poco il fiume è saltato nella posizione attuale, quindi in mezzo vi trovate un salto di un 7-8 km in cui appunto è cambiato totalmente. Nel passato è stato anche addirittura di più, perché in alcuni momenti veniva giù di qua e poi andava giù dall'altra parte, quindi molto variegato. I punti di cambio sono dove c'è il passaggio dall'alta alla bassa pianura, perché la pendenza cambia tantissimo, e poi nel passaggio da dove la tipologia è più o meno a canali intrecciati a dove diventa quasi meandriforme, perché anche lì cambia la pendenza ma cambia anche la dinamica, diciamo così, di alveo, quindi abbiamo una specie di un meccanismo che induce il fiume a poter cambiare direzione. Se osserviamo le direttrici, queste qui rappresentate in verde, sono quelle in cui appunto noi abbiamo riconosciuto, tramite carotaggi soprattutto, quelle che sono delle direttrici molto incise, cioè delle direzioni lungo cui è passato il tagliamento, ma che sono state incise in questa zona fino anche a 25 metri rispetto
alla superficie dell'ultimo massimo glaciale. Di 5 metri è un palazzo di 8 piani, per cui insomma è un discreto buco. Larghi fino a 2 km, quindi immaginate di essere a Spilimbergo la scarpata è alta un po' meno di 40 metri, non è molto diverso da quello che è adesso il paesaggio Spilimbergo, come larghezza anche, quindi delle cose abbastanza diverse da quello che conosciamo adesso. Questa situazione, come dire, incisa ha fatto sì che il corridoio di trasporto del fiume potesse avere l'energia incanalata per portare le ghiaie molto più a valle, per cui in questo momento che c'è scritto apposta l'EGM, però in realtà è soprattutto quello che chiamiamo il tardo glaciale e poi l'inizio del periodo in cui ci troviamo oggi, che è l'Olocene, fino a circa 8.000 anni fa, vedete. Quindi che cosa abbiamo? Che le ghiaie in quel momento lì arrivavano fino alla zona praticamente dove le abbiamo viste, diciamo così, a Valle Vecchia, alla Brussa o anche quasi sotto il delta attuale. Ghiaie anche di 2-3 cm, quindi discretamente grosse per le distanze. Cosa è successo poi? Che le incisioni sono state quasi completamente riempite da quello che è successo dopo, quindi noi le abbiamo, come dire, ritrovate recentemente perché bisognava avere gli strumenti per capire che c'erano. E una cosa che vi faccio vedere, che abbiamo recentemente pubblicato, è questa zona qui, la zona diciamo tra Sesto Arregan, San Vito, il tagliamento che scende per Portoguaro, Concordia, con circa quasi 3.000 carotaggi, abbiamo ricostruito quello che è l'andamento nel sottosuolo di questa, diciamo così, valle. Noi la chiamiamo valle perché non è un singolo albero, ma è l'azione di più alvei in più momenti che hanno scavato una cosa più larga di quello che è un albero. E vedete appunto che la zona di Concordia Sagittaria, cioè dove sorge poi la città attuale, quella romana e protostorica prima, sta su una sorta di scoglio che è risparmiato dall'erosione in destra e in sinistra, una situazione molto particolare. E in tutto questo, quindi vi faccio vedere la sezione stratigrafica qui, cioè quindi una sezione che taglia, vi fa vedere nel sottosuolo che cosa c'è, anche qui è molto esagerata. Questa era la situazione come poteva essere circa, diciamo così, 8.000-9.000 anni fa. Allora guardate, la scala orizzontale, questo è mezzo chilometro, e la scala verticale andiamo sotto fino a meno 20 metri sotto il livello del mare, quindi l'ho stirata tantissimo. Queste sono ghiaie che appunto mentre il fiume scavava anche portava ghiaie, quindi nello stesso momento durante il tardo glaciale ha scavato questi buchi enormi e ha portato anche ghiaie. Si riconoscono abbastanza bene perché all'esterno quello che vedete in violetto e che è l'ultimo massimo glaciale è fatto di limo, quindi avete un mare di limo in cui sono scavate queste buche, queste valli, con al fondo delle ghiaie che nella zona di Concordia sono fino a 4 cm, quindi sono particolarmente, come dire, diverse. E abbiamo una serie di datazioni che ci permettono di dire che il buco si è scavato dopo 17.500 anni fa, ma già 14.500 anni fa era già formato e in parte riempito, quindi è stato molto veloce. Okay? Questo legato al fatto che come va a fondersi il ghiacciaio, a scomparire rapidissimamente, così il sistema fluviale risponde in maniera molto veloce. Abbiamo idea che probabilmente il buco si è formato in meno di 1.000 anni, il grosso. Ce ne sono tanti di queste incisioni, ce n'è almeno 5 nel corso basso del tagliamento, questa è quella che conosciamo meglio. E la situazione poi, come la vedete adesso, la superficie topografica è questa. Quindi nel corso dei successivi, diciamo, 8.000 anni, si è riempita di sedimenti lagunari e fluviali che hanno obliterato la morfologia precedente. Per questo, appunto, erano sconosciute fino a pochi anni fa come morfologia. Se complichiamo un po' la situazione, qui avete dei depositi lagunari, quindi vuol dire che qualcosa è successo. E allora andiamo a vedere cosa è successo a livello del mare. Siamo usciti dall'ultima glaciazione, quindi qui avete i livelli da 0, che è il livello attuale, andiamo indietro fino ai 120, può essere anche di più, diciamo, ma prendiamo un 120 che era il culmine della glaciazione poco prima di 20.000 anni fa. Poi ha cominciato a scaldarsi il sistema globale per vari motivi, vedete che sale la curva del livello del mare. In questi momenti qua, per darvi una misura, saliva di 25 metri ogni 1.000 anni, 2,5 metri al secolo, quindi i nipoti andavano a vedere il mare 5 km più dentro di dove era stato il mondo a fare il bagno, per capirsi. E qui poi vedete che la curva sale velocemente fino a circa 7.000 anni fa. A 7.500 anni fa la curva si sono fuse le calotte glaciali, quasi come adesso, come un volume,
e tutto questo fa sì che quindi salga poi molto meno velocemente. E quindi vedete come a partire da quello che è il periodo neolitico in poi è salito, insomma, di alcuni metri, ma è chiaro che il paesaggio costiero, la costa era già arrivata più o meno dove è adesso, si è modificato, però insomma non è cambiato mostruosamente come aspetto. Quindi se andiamo circa 11.000 anni fa, potevate andare a fare il bagno a Pola, ma i triestini non andavano al bagno. È solo 9.000-9.500 anni fa che il mare entra nel Golfo di Trieste, ma in pianura friulana ancora non ci arriva, perché è meno pendente, è molto più bassa l'inclinazione, quindi ci vuole più tempo, e solo attorno a circa 7.500 anni fa il mare arriva grosso modo dove c'è la costa attuale. Questo tra l'altro è il limite interno delle lagune, e vi faccio vedere questa specie di apofisi che si insinua nella pianura friulana perché il tagliamento non scorreva più nella direttrice di Concordia, si era spostato più a est, e quindi c'era un buco profondo, libero. E quindi quello che è successo è che dalla situazione particolare che c'era, già 8.000 anni fa, le acque lagunari si infilano dentro questa incisione e arrivano quasi oltre Portogruaro, fino a dove c'è il centro commerciale, avete presente l'Adriatico, dove c'è l'autostrada. Quindi immaginate un braccio di laguna lungo 12 km che si muove in mezzo, cioè penetra per un sacco all'interno della pianura. Ritorniamo alla situazione di prima, quindi abbiamo che da 8.000 anni fa fino all'epoca romana, fino all'Alto Medioevo, la situazione era più o meno questa, questo è Portogruaro, quindi Portogruaro poggia sui sedimenti che sono lagunari sotto, ma Concordia era stata costruita su quello scoglio che vi ho fatto vedere prima, il terrazzo risparmiato dall'erosione, che è stato trasformato dalla ingressione lagunare in un'isola lagunare. Questa cosa è abbastanza simpatica perché Strabone, diciamo, il predecessore di tutti noi geografi, descrive questa situazione più o meno nel secondo secolo avanti e dice: nella zona veneta, intendendo il nord-est italiano, alcune delle loro città sono come isole. Concordia è, come dire, esattamente quello che effettivamente dimostra questa situazione. Questa è la via romana che arrivava a Concordia, quindi doveva arrivare su una sorta di terrapieno per poter passare la zona, diciamo, in questo momento, in epoca romana, era già diventata una zona palustre e la laguna si era spostata un po' più a valle, ma non molto più a valle. Quindi, ad esempio, nell'età del bronzo e nell'età del ferro, le navi che arrivavano probabilmente anche dalla Grecia potevano arrivare con le maree fino a Concordia, esattamente in città. Un po' di scorto di frecce. Esatto, quello dopo però. E se andiamo a vedere altri cambiamenti che sono avvenuti per vedere un po' le tipologie, anche se andiamo nella zona tra Codroipo e Varmo, abbiamo tutta una serie di paleoalvei, grosso modo tra i 6.000 e, cioè un po' meno, diciamo tra gli 8.000 e fino ai 3.500 anni fa. Quindi siamo in questo settore qui. Quindi vedete tutte le direttrici diverse, insomma, che abbiamo potuto ricostruire. Se vediamo una foto aerea, questa è Codroipo, qui vedete che anche così, anche se magari è la prima volta che vedete una foto di questa zona, si riconoscono varie tracce scure che sono paleoalvei. Queste sono diverse direttrici che hanno diverse età, ma tutte comprese, diciamo, probabilmente tra i 5.000 e 6.000 anni e 3.500 anni fa, il grosso. Sappiamo anche appunto dai siti archeologici, questa è la via, è una via d'epoca romana che è appoggiata, è visibile in superficie, quindi sicuramente tutto quello che c'è sotto è più vecchio. Ci sono alcuni siti protostorici, tra cui quello di Rividischia. Rividischia era un castelliere, più o meno, comunque un sito arginato, lo vediamo qui in questa ricostruzione, in cui questo è in verdino l'argine artificiale che serviva da fortificazione, e nelle tracce rosse sono i paleoalvei, e vedete che c'è un paleoalveo più grande, questi sono tutti i rami del tagliamento di circa probabilmente 4.500 anni fa, 4.000 anni fa. C'è un diverticolo che è un ramo secondario che cosa succede? Nel momento in cui il tagliamento abbandona questa zona, se voi avete una leggera depressione, siamo in zona ancora quasi di risorgire, si riempie d'acqua, e quindi voi avete che quando attorno appunto al bronzo, soprattutto medio, bronzo recente, hanno costruito il villaggio fortificato, hanno sfruttato l'acqua
di questo piccolo, come dire, rigagnolo, non tanto per scopi difensivi, ma perché, quello che non vediamo più, ci doveva essere probabilmente un sistema di campi a raggiera che venivano irrigati dall'acqua che arrivava, quindi lo sfruttamento dell'acqua che diceva prima Renzo è di lunga data, anche in maniera molto pianificata. Vi faccio vedere una foto aerea. Lo si vede abbastanza, è stato spianato già a fine 700 probabilmente, però si riconoscono quello che è il paleoalveo piccolo che arriva e quello che è la traccia che rimane della fortificazione che appunto come dire, cingeva l'abitato. Per fare un salto temporale andiamo ai cambiamenti più grossi che poi hanno lasciato il paesaggio che vediamo oggi, che sono i cambiamenti medievali. Queste direttrici che vedete, quella attuale di Latisana, quella che scende per Concordia Sagittaria e quella che scende per Lugugnana, per Fratta, Teglio, Lugugnana e poi usciva fuori a Valle Vecchia, sono a sudosso, cioè le zone in cui scorreva il fiume, o scorre il fiume attuale, sono più alte, sono più rilevate di anche alcuni metri, anche 3-4 metri rispetto alla pianura circostante. Quindi sono le uniche zone, tra l'altro, abitabili in bassa, nella zona perilagunare, perché non è che potete stare in mezzo alla palude, bisogna stare nella zona che è un po' drenata, perché sennò non potete coltivare. E qui vedete, il grafico magari è un po' complesso, comunque il braccio, questo qui di colore rosso, che corrisponde al Pigliamentum Maius citato nelle fonti storiche, era attivo già probabilmente nel primo millennio a.C., è perdurato grosso modo fino tra il V e il VI secolo e poi è andato morendo. Contemporaneamente si è attivato per un periodo molto breve quello di Concordia e poi quello di Latisana, che è l'unico che è rimasto. Quindi a un certo punto avevamo 3 bracci attivi insieme. Storia abbastanza complessa, diciamo. E se vediamo come si presenta quello romano, vedete che nella parte un po' più alta vedete quanti siano le tracce che ha lasciato, perché è stato attivo quasi 1000 anni, quindi indubbiamente, anzi più di 1000 anni. E i pallini rossi sono siti d'epoca romana, perché i romani ci vivevano sul bordo, anche loro, nel senso che appunto in zone di bassa pianura estrema non potete vivere in altre zone se non sul dosso, bisogna vivere a contatto con il fiume, cosa che è ancora più evidente più in basso a Lugugnana, dove vedete come proprio i siti siano sul bordo. Questo qui è l'ultimo canale attivo probabilmente fino al 600 d.C. E cosa succede? Che appunto nella seconda metà del VI secolo d.C. succede il cambiamento grosso, ma era un cambiamento che era già in parte iniziato prima. Qui siamo nella zona dove c'è il casello nuovo di Latisana, insomma zona di Ronchis, e qui vedete che ci sono in questa sezione del terreno dei depositi molto scuri e hanno questi pallini che vedete colorati, sono frammenti di mattoni. Cioè qui ci vivevano anche i romani, in realtà avevano una villa a poca distanza e quindi i frammenti di sfacimento della villa sono finiti anche dentro questo, che era una zona ribassata. E le prime alluvioni arrivano, vedete, tra il 333 e il 465 d.C., viene sigillata questa zona e comincia ad accumularsi, quindi vuol dire che il fiume aveva già cominciato a spostarsi in qualche maniera. Per vedere un'altra zona, la zona di Latisana, qui vedete il tagliamento attuale, questa è la Viagna che taglia questa zona senza nessun fastidio, perché il tagliamento non era lì e quindi non c'era un fiume particolarmente importante da attraversare. Poi quello che è successo invece ha creato il dosso attuale, qui vedete, questa è la sezione che corre lungo la Viagna, quindi vedete che qui arriviamo a 6 metri di altezza, anche di più, mentre la pianura circostante è sui 3, quindi dove scorre il fiume è 3 metri più in alto della pianura circostante. Si vede che esattamente sotto l'argine attuale comincia a arrivare i primi depositi che coprono la via romana, vedete 480-536 d.C. a vie Anno Domini, e nella zona dell'acquedotto, cioè siamo distanti diciamo 1,5 km, arrivano invece dopo. Perché? Perché il dosso comincia a costruirsi e poi si espande. Per vedere un'altra zona non troppo distante, anzi prima scusate, volevo dire appunto il concetto del dosso. Questa è la Viagna, passa così e vedete molto bene che le quote lungo il fiume attuale sono molto più alte, soprattutto nella parte bassa, rispetto alle zone circostanti. Fino a qui siamo sotto il livello del mare, quindi vuol dire che appunto sono zone che adesso ci si può andare, ma fino all'inizio del Novecento erano laguna o palmini. Questo cambiamento che c'è stato ha lasciato varie tracce, non entro tanto nel dettaglio, ma se andate a Cordovado ci sono tutta una serie di tronchi
belli grossi, ma sono decine di tronchi trovate, diciamo, negli ultimi secoli, e abbiamo avuto la fortuna di poterne recuperare qualcuno. Abbiamo fatto le datazioni e vedete che è la fine del VI secolo, che se prendete il punto mediano di questo è esattamente il 589 d.C., famoso diluvio citato da Paolo Diacono, che lui non cita assolutamente il Friuli nel tagliamento, cita Verona e dice che però un po' ovunque in Nord Italia è successo. Quindi c'è sicuramente una fase che anche qui è proprio alla fine del VI secolo ha creato vari problemi, e i problemi più che a Cordovado si vedono da altre parti. Allora qui vi faccio vedere una zona solo perché noi siamo vicino a Musson. Questa è una strada romana che è stata coperta un po' dopo, cioè dopo che si era attivato questo nuovo braccio che è quello attuale. Vedete come si vedono ancora i solchi carrai, che siamo nella zona di Morsano, quindi vuol dire che è stata sigillata istantaneamente. Anche a Valvasone stessa cosa, che ha trovato un'altra strada romana, anche questa, cioè, anzi è stata in uso fino al V o VI secolo, quindi ormai siamo già fuori dall'epoca romana, ma vedete anche qui appunto la strada è stata sigillata dai nuovi depositi. Però il grosso del cambiamento è successo a Concordia, che era una grande città, importante. La situazione l'abbiamo lasciata così, e alla fine del VI secolo il tagliamento dice: beh, no, potrei usare un altro posto o tornare dove sono già stato. E quindi vedete che questo braccio si attiva probabilmente in un periodo molto piccolo, un periodo di pochi anni o pochi decenni, adesso non riusciamo a entrare così nel dettaglio, e quindi va a seppellire buona parte della città romana. Se torniamo alla sezione di prima, la situazione attuale appunto è questa. Quello che vedete in giallo si è tutto messo in posto probabilmente in pochi anni. Avete fino a 5 metri di depositi, quindi la città, il foro della città era qua sopra, qui è dove c'è la basilica, la cattedrale di Santo Stefano attuale. La basilica paleocristiana sta sotto 4 metri, si può visitare, è un posto molto interessante, diciamo così, da vedere. E quindi abbiamo che qui c'è la prova che in questo momento, alla fine del VI secolo, succede qualcosa di veramente catastrofico per il nord-est italiano, soprattutto per il tagliamento, ma si vede anche nel Piave, nel Livenza, sicuramente nell'Adige, e è, da quel che conosciamo, l'alluvione più disastrosa, o comunque la serie di alluvioni più disastrose degli ultimi almeno 5.000 anni, fortunatamente. Insomma, almeno speriamo di non vedere una cosa simile. E lo sappiamo con dettaglio perché la basilica paleocristiana l'avevano risistemata nella prima metà del VI secolo, poi è stata distrutta e incendiata, forse per l'arrivo dei Longobardi, e poi ci è arrivata l'alluvione sopra, per cui sappiamo con precisione fino a quando è stata usata. Andiamo a vedere questa zona, che vi dico potete andare a visitare, insomma si può anche scendere. Questa è la chiesa attuale, questo è il tracciato della via Annia, che sta a 4 metri più sotto, e la sezione, il brandello di sabbie e limi che è rimasto sotto, che hanno seppellito tutto, è ancora visibile in sezione. E nelle prime fasi c'è stata prima un'alluvione piccola, in cui si vede che le persone sono andate a recuperare i pezzi di materiale che si potevano, e poi invece è arrivato, diciamo così, lo spessore che ha sigillato tutto, e quindi è cambiato tutto. E questo è il grosso dei cambiamenti. Adesso, per concludere, questo è un altro esempio. Vedete che gli strati che coprono questo, che sono dei sarcofagi, sono proprio molto laminati, vedete che tappezzano la topografia precedente, no? Per vedere i cambiamenti tra i più importanti che ci sono stati dopo, ma che sono stati più limitati, andiamo appunto nella zona che riguarda anche Musons. E qui avete che fortunatamente abbiamo le mappe fatte dai cartografi veneziani che ci dicono esattamente loro che cosa avevano capito, e ci dicono che c'è un alveo che nel 1400 è qua. Nel 1500 sono comunque a spanne, vedete l'età, più o meno è successo quello, e poi invece nel 1600 era già qui, quindi vedete una progressiva migrazione di questa zona verso est, con vari problemi per i castelli di Belgrado, Varno, Madrid, insomma tutti i problemi che poi sono ben rappresentati anche in cartografia storica. E poi abbiamo nel 1696, e io penso che questo possa essere legato in parte all'episodio di svuotamento del lago, potrebbe anche essere, però non lo so, è solo un'idea. Arriva sul corso più o meno attuale, che raggiunge poi nel 1706. Okay? Quindi ci dà l'idea di come anche nel piccolo, però insomma sono già 3 km di spostamento, quindi le persone di Bolzano, San Paolo, cioè sicuramente non è che hanno gradito, no? Quindi tutto questo si intreccia anche in piccola, cioè a scala molto di dettaglio, con poi le comunità. Per concludere,
dinamica di alveo recente e problemi relativi alla gestione o comunque a quello che succede. Siamo sempre a Spilimbergo. Se vediamo la situazione, questo è l'abitato di Spilimbergo, no? Questa è la scarpata, di qua c'è quella, c'è Vignano. Nel mezzo quindi avete un paio di chilometri di larghezza, però è solo usata una parte di quella che è questa, diciamo, zona più bassa. Se però andiamo indietro di non tanto, di 200 anni, la cosiddetta Kriegskarte, la carta di guerra di von Zach, rilevata all'inizio dell'Ottocento, ci dice che a inizio Ottocento tutta la zona dell'Alve, quindi 2 km, era tutta attiva contemporaneamente. Quello che è successo è che appunto la gestione, soprattutto il prelievo di inerti in alveo fatto in questo tratto e soprattutto Piemonte, più a valle, hanno completamente alterato la morfologia del fiume, che, come diceva Giuseppe, è un gioiellino, però insomma, è un gioiellino perché il resto è tutto latta e vetro e cristallo. Ed è, insomma, per concludere, come messaggio il fatto che il tagliamento è bello, ma va preservato, se no insomma, è difficile che ci si riesca a trovare morfologie belle come quelle di un tempo. Allora, io sono anche testimone di questi accumuli di ghiaie, perché nel 1990, cioè il mondiale del 90, il Circolo Speleologico Orologico Friulano ha mandato giù il sottoscritto nel posto, uno dei 5 posti giù, dov'è Umberto? Quanti erano i posti? 5. Quello in piazza, come si chiama? Piazza San Cristoforo, 54 metri di posto, largo circa 3 metri, e si vede le varie conformazioni, le tessiture, i vari tipi di conglomerato che ci sono per 54 metri di discesa. Scendere abbastanza velocemente, ma risalendo si ha modo di vedere 40 cm alla volta. Bene, se ci sono delle domande, sfruttiamo questi geni che abbiamo a disposizione. Le domande vorrei fare io. Finalmente ho beccato Alessandro. Diciamo sono 3 cose. Lo scoglio, lo scoglio di Sagittario, perché è qualcosa legato anche lì a faglie? No. La dinamica dell'alveo. È la dinamica dell'alveo. C'è un termine che non avete usato, che 20 anni fa andava molto di moda, che è la neotettonica. No? Questi spostamenti possono essere legati anche ai tilting, ai sollevamenti differenziali. E la domanda forse più interessante è: ma perché nel post glaciale erode tanto? Quando ero giovane, come dire, dicevo, ma nel post glaciale il livello del mare si alza e quindi i fiumi semmai dovrebbero sopravvivere più che incidere. Adesso delle idee me le sono fatte, però voglio che Alessandro me le confermi. Facciamo rispondere a Renzo, abbiamo già capito. No, vai. Allora, il discorso del tilting sì, è possibile, ci sono vari posti. Sentite anche così? Ci sono vari posti in giro per il mondo in cui questo si vede. Nel caso del tagliamento basso, nella parte alta, cioè tra Pinzano e fino a Codroipo, la neotettonica lì potrebbe aver giocato, ma è talmente incanalato che non ha lasciato segno. Nella parte bassa il potere fluviale, secondo noi, è talmente potente che piccoli tilting, perché parliamo di qualche metro al massimo, non sono significativi. Neanche adesso, mi immagino in ultimo massimo glaciale che hai 30 metri in 10.000 anni. Quindi. Forse questi fenomeni di neotettonica potremmo giocarci di più sulla sulla tisone sì. Perché ha tutta una serie di piegamenti che sono dimostrati perché bascula la zona, no? Sulla tisone sì. E sul dato di queste erosioni così violente nel post glaciale. Poi andate a guardare solamente la carta. Quindi sono tutte. Spegni. Non so, beh,
E guardate la carta geografica, vedete la provincia di Udine è stata istituita nel 1866, prima eravamo sotto Treviso, quando c'era Napoleone e l'Austria. Il confine, addirittura tra Latisano e Ronchis, fa un belotto, un alveo, cioè un meandro lo fa il fiume e l'altro meandro contrario lo fa il confine geografico tra la regione o tra le province. Quindi già in epoca, in un secolo e mezzo. E per rispondere alla domanda dell'erosione. Allora, come si vede qua, quello che è successo è che il ritiro glaciale, cioè quando c'è il ghiacciaio c'è una quantità mostruosa di sedimento e delle portate di fusione, cioè durante l'estate, enormi. Perché il ghiacciaio è qui non perché fa freddo, cioè perché fa freddissimo, ma perché è spinto dal ghiacciaio, dal ghiaccio che sta dietro e dalla gravità. Quindi in estate il ghiacciaio doveva fondersi con delle portate enormi, proprio anche per anni. E quindi costruisce la pianura, come dire, quasi come la vediamo adesso. Quando comincia a ritirarsi, e questo si vede già all'inizio, siccome deve arretrare, qui non sono disegnate ma dalle morene più esterne, deve poi passare alle morene più esterne, quindi deve sfondarle, e per sfondarle deve solo abbassarsi, già in inizio, cioè per poter incidere. Quando si ha il passaggio che il ghiacciaio è ancora più dentro e poi scompare, da dove arriva il sedimento e le morene si formano i bacini, e questi bacini catturano il sedimento grossolano che quindi non riesce ad arrivare in pianura, e le ghiaie che vediamo nel tardo glaciale in bassa pianura sono quelle prese dall'erosione in alta pianura per formare l'incisione questa qua. Cioè, quindi secondo noi, nel caso del tagliamento, ma vale un po' per tutti i grandi sistemi fluviali alpini delle Alpi meridionali, non c'è connettività tra l'interno del bacino montano e la pianura per un lungo periodo di tempo, e questo quindi genera mancanza di sedimento, ma la portata comunque importante di acqua, e quindi, diciamo così, acque con poco sedimento sono molto erosive. Questo è quasi il concetto dell'energia libera. sì. E poi probabilmente si potrebbe pensare anche al ragionamento che nel periodo glaciale le montagne di vegetazione ne hanno poca, quindi il materiale ma anche in dietro, pianura. man mano che questo si ritira le montagne vengono anche vegetate, e quindi la capacità erosiva, la possibilità di prendersi carico. Ok, grazie. Altre domande? Una domanda sul carattere storico, così sul periodo del 500-600, come questi cambiamenti meteorologici, queste forti piene, perché anche dall'altra parte delle Alpi, vicino a Lienz, c'è Ubuntu che è stato sommerso proprio in quegli anni. Sì, anche se le date lì non sono precisissime, però sì. Allora, può essere che i cambiamenti abbiano influito sulla fine dell'impero romano? No, era già tutto abbastanza morto, gestione sociale, diciamo. Cioè, questo succede dopo. L'idea che abbiamo noi è che non sia una fase chissà che climatica. Adesso forse ti mando un lavoro che riguarda proprio questo. Cioè, non è che abbia fatto chissà che piovosità di lungo periodo, probabilmente succede in un periodo addirittura in cui piove poco, ma basta che ci sia un evento, come dire, fuori scala, per fare l'esempio in piccolo Vaia, facciamo come situazione, e il materiale che è accumulato perché magari non si muove da un po', viene scaricato tutto in una botta sola, quindi hai un volume, che noi abbiamo fatto anche i calcoli di volume, sono dei numeri veramente enormi. Quindi non c'entra il fatto che sia abbassato la popolazione, quindi non intervenivano allora, per la gestione? Lì, nel senso che la magnitudo è talmente grande che cioè, il tagliamento è abbastanza esemplare, perché il tagliamento non riceve sedimento in pianura, no? È tutto a parte il cosa, diciamo. E quindi vuol dire che è tutto prodotto nel bacino montano, che in quel momento lì, diciamo così, ma anche prima in epoca romana, sì, c'erano i romani nel bacino montano, non è che abbiano, come dire, costruito miniere o fatto chissà che cosa, quindi non ci aspettiamo un cambio mostruoso. Bene, ringraziamo i presenti per essere venuti nonostante la bora, ringraziamo i nostri relatori e la Camera di Commercio che ci ha ospitato
buona serata, Grazie. ci vediamo domenica.